solidarietà, vicinanza e anche speranza, perché nonostante il momento sia di quelli drammatici che mai avremmo voluto vivere, però dobbiamo avere la forza di reagire, la consapevolezza che soltanto attraverso un nuovo umanesimo, questo nuovo umanesimo può arrivare da noi europei, europei uniti, con la capacità di essere protagonisti del palcoscenico mondiale e in grado anche di interpretare un ruolo diverso nel rapporto con questi stati, con questo mondo che davvero lascia sbigottire. Quando si tratta di 8 persone che decidono di fare una mattanza di questo tipo, colpendo civili inerti, l'unica reazione che si può avere è una reazione di prospettiva, di speranza, nonostante la disperazione del momento, e di rialzarsi rapidamente, perché non la si può dare vinta alla furia cieca